Due trasferte attendono ora il Venezia prima di tornare a Sant'Elena per sfidare l'Empoli il giorno di San Marco, il 25 aprile. Gli arancionero-verdi guidano saldamente la classifica con 3 punti di vantaggio sul Frosinone e 5 lunghezze sul Monza, terzo e quindi al momento fuori dalla promozione diretta, ma in pole position per i play-off. 5 punti dal terzo posto in Serie B sono un buon margine, ma non ancora definitivo, visto che mancano 5 partite alla fine della stagione regolare. Per la matematica servono 10 punti, in 5 partite. La vittoria per 3-1 degli arancionero-verdi contro la Juve Stabia è un buon passo avanti, ma mister Stroppa invita tutti alla calma. Cambia nulla e quindi testa bassa, cercando di fare più punti possibili. Vorrei fare una quota per poter realizzare il nostro sogno, ma non riesco a farla perché qua vincono tutti. Quindi, come ho detto ieri, bisogna vincere più partite possibili perché poi i conti si faranno alla fine. Su Andrea Adorante il tecnico spiega. Ad Adorante ho detto di stare sereno e tranquillo anche perché le ultime partite l'avevo tolto intorno all'ora di gioco, ma era una questione soltanto di condizione fisica. Si muove da Dio, si muove da attaccante vero, deve essere innescato sicuramente meglio, delle volte riesce a gestire la palla e esaltare, come poi il movimento che ha fatto nel secondo tempo, dopo 4 minuti, all'inizio del secondo tempo, con la parata del portiere della Juve Stabia. Ecco, queste robe qua ce le ha lui e quindi ci può dare molto di più. Cardine della difesa arancionero-verde è quest'anno il belga Joël Chintien, una delle sorprese di questa esaltante stagione. Sì, siamo nella miglior posizione in cui potremmo essere in questo momento e dobbiamo continuare a fare tutto quello che abbiamo fatto fino a questo momento e continuare a essere positivi e a pensare in maniera positiva.